Ho sentito di lettere, di esortazioni mandate da tanti concittadini cagliaritani, in particolar modo al Comune di Cagliari, nel tentativo di accedere nei parchi chiusi per l'emergenza del Covid-19. Ebbene, c'è chi sta pensando a questi animali. C'è un esercito di volontari che porta loro del cibo, porta loro da mangiare e poi le gattare e i gattari possono mettersi in contatto con l'amministrazione civica per chiedere in casi straordinari un permesso speciale di accesso. Ma guardate però cosa sta succedendo nel canile comunale di Cagliari. C'è qui. È possibile dare delle rassicurazioni, se ce ne fosse bisogno, in periodo di coronavirus, dove i cani chissà cosa staranno facendo all'interno dei canili, specie in quello cagliaritano. Un messaggio sicuramente rassicurante per tutti gli amici dei nostri cani e dei nostri gatti presenti in città, perché al nostro canile municipale di Cagliari, via Po, circa 90 cagnolini ospitati stanno tutti bene, sono accuditi tutti i giorni 7 su 7 dagli operatori del comune, dalla nostra veterinaria e dai 6 operatori del Dog Hotel che quotidianamente igienizzano tutte le cucce, igienizzano tutti i box e forniscono appunto di cibo ai nostri amici cani e fanno svolgere tutte le attività. Adesso siamo riusciti finalmente a farli uscire, correre, scorrazzare tutti i giorni e tutti i cani presenti. Volevo rassicurarvi perché in questi giorni è capitato che non ho letto qualche post sui social e anche delle chiamate telefoniche agli uffici dei rispettivi canili sulla preoccupazione di alcune persone relativamente alla chiusura dei canili. Cioè alcuni pensano che i canili sono stati chiusi e che i cani sono abbandonati a se stessi. In realtà è l'esatto contrario, sia al canile comunale di Cagliari che stiamo gestendo dal 1° di gennaio di quest'anno e al Dog Hotel di Assemini, nonché al Dog Hotel Park di Uta, tutti gli operatori stanno lavorando regolarmente, quindi sono garantite le pulizie quotidiane, l'alimentazione, le attività di sgambamento e di socializzazione e l'attività sanitaria, quindi le cure e le terapie ai cani. E quello che è cambiato per effetto della pandemia del coronavirus è stata la chiusura dei canili al pubblico e il blocco per effetto di una circolare regionale anche delle adozioni. Questa tutela delle persone perché la gente deve restare a casa ora. Bisogna stare a casa e molti probabilmente si saranno posti la domanda: già, ma il cibo, come verrà procurato ai cagnolini? Non riceveranno delle visite? Staranno bene? Ci tengo appunto a ribadire che nonostante siamo tutti rigorosamente a casa, noi appunto stiamo seguendo tutte le attività in costante raccordo con gli operatori del canile che sono presenti tutti i giorni nel rispetto assoluto di tutte le norme di sicurezza e accudiscono, ripeto, tutti i 90 cagnolini che sono diventati un po' di più in questo momento perché è stata recuperata proprio qualche giorno fa una cagnolina che ha dato alla luce i piccoletti e quindi abbiamo aumentato proprio il numero proprio poco prima della chiusura al pubblico. Ci tengo anche a dare una rassicurazione per quanto riguarda i gatti presenti in città, perché noi abbiamo circa 4.000 gatti che nonostante non siano competenza dell'amministrazione comunale se non per quanto riguarda le cure veterinarie dei gatti presenti nelle colonie, che sono di competenza appunto dell'ASL, ci teniamo a dire che stiamo dando una risposta anche ai gattari presenti perché molte colonie feline sono presenti nei nostri parchi. Quindi i nostri funzionari del Verde stanno raccordando i custodi dei parchi che sono chiusi con i gattari responsabili delle colonie in modo tale che possano entrare a dar da mangiare, a dare le cure necessarie ai gattini presenti. Abbiamo raccolto adesso delle donazioni di circa 450 kg di cibo per gatti perché molti gattari utilizzavano
trovano cibi per esempio rimasti dalle mense, e quindi per venire incontro anche ai tanti che spendono di tasca propria tanti soldini per dare da mangiare ai gatti, cerchiamo di venire incontro anche da questo punto di vista, in questo momento che è davvero di difficoltà esagerata. Quindi io e Zippo continuiamo a lavorare, Zippo è un ospite del canile, e vi chiediamo di stare a casa e stare tranquilli che sta andando tutto bene e speriamo vada bene tutto per tutti. Quindi vi salutiamo e ciao! Grazie per avermi seguito e arrivederci al prossimo approfondimento. Come sempre pensiamo positivo, prima o poi da questa crisi e da questa emergenza ne usciremo, statene certi.